Pancetta, pancetta, belle mie, salute a voi. Oggi avevo uno sfizio, pasta e piselli. E allora, visto e considerate che ogni tanto, quando ho la possibilità, mi piace dilettarmi in cucina, a casa mia, sia chiaro, mi piace preparare qualche piatto tradizionale. E allora voglio riprendere quel format e tu come cucina e magari poter cucinare anche insieme a voi. Venire a casa e proprio cucinare qualcosa insieme. Io vi faccio vedere io come faccio la pasta e piselli per me, per la mia famiglia, e voglio sapere voi come la preparate. Critiche e consigli costruttivi, bene accetti. Cominciamo, va. E iniziamo proprio da una cipolla, fondamentalmente che si teneva a casa come cipolla, e questa vado a mettere, giusto per fargli un poco di soffritto. Non è che voglio fare un tipo professionale, cioè a me piace, come dire, giocare, ho qualche coltello, questo mi è stato regalato proprio da un amico, e mi piace sfiziarmi proprio a casa. Questo mi serve giusto per un poco di soffritto, non... Per i professionisti abbiate bontà, io lo faccio veramente alla buona a casa perché mi piace, non sono un professionista, non sono un cuoco, ma mi piace mangiare, mi piace la buona cucina, quella tradizionale soprattutto, e mi piace anche giocare e sperimentare in cucina, sia ben chiaro. A me piace giocare, magari sperimentare anche nuove ricette, perché no? Beh, cacipol ci siamo. Passiamo alla pancetta, pancetta pepata, ecco qua. A voi piace come la pancetta? Al di là del fatto che io gli lascio tutto, ma vi piace alla julienne, a dadini? Come vi piace? Di fatto che devo portare ad affilare questi coltelli. Della pancetta noi li facciamo proprio a cubetti, in modo tale che si va a mischiare nei piselli, nella pasta e piselli, però devono essere non proprio sottili, non ne faccio proprio sottili, come si suol dire, grossolanamente. E lo faccio un po' più piccolo, un po' più grande, in modo tale che quando si va a mangiare si sente pure sotto ai denti. Bene, pancetta tagliata, cipolla pure, è il tempo di andare in pentola, perché sennò a che ora si mangia? Fuoco acceso, olio, e andiamo giù con la cipolla, eccola qua, ce la mettiamo pure. Poi appena si biondisce la cipolla andiamo con la pancetta, ecco qua. Lo senti? Lo senti? Quanto mi piace la cipolla. Ecco qua. E adesso andiamo giù con la pancetta. E vi devo confessare una pecca. A me piace sfumare con il vino bianco. Ma sono scordato di comprarlo. Anche con la pancetta ci siamo e adesso andiamo giù con i piselli. La scelta è stata con piselli fini, eccolo qua. Li lasciamo fare un pochettino e poi gli andiamo ad aggiungere l'acqua. Ma giustamente qualcuno dice: ma sono quelli suggelati? E a noi trovi Pasil mo in questo periodo.
non ci sono, però preferisco i surgelati a quelli in barattoli in vetro, li preferisco. Ecco qua. E ora lasciamo cuocere i piselli. C'è a chi piace, a me piace, ora non avevo la possibilità di farlo, il brodo vegetale, in modo tale che va a prendere proprio il sapore già della verdura, quindi fare un buon brodo vegetale invece di mettere l'acqua, a me mi piace più assai, ma non teneva tempo, scelta di verdure, metti a fare brodo, che poi il brodo mi piace farlo cuocere almeno un'ora, e quindi non tenevo sto tempo, tenevo sfizi di pasta e piselli, ho avuto modo e benestare di stare in cucina e nel frattempo che si cuociono i piselli io comincio a lavare i piatti per diciamo una buona armonia nel matrimonio. Babbo, andiamo a lavare i piatti, va? Ebbene sì, ci siamo quasi. Ora vado ad aggiungere un qualcosa che a qualcuno può suonare un poco strano, ma alla napoletana, oltre a questi ingredienti ce ne sono altri. Prezzemolo, ci vuole prezzemolo, e oltre a prezzemolo, la napoletana, la ricetta di pasta e piselli napoletano, oltre alla pancetta, ci vuole anche il pomodoro. Ah, però il concentrato di pomodoro si mette, e ci vuole anche quello. Logicamente all'inizio va aggiunta la sugna nella vera ricetta di pasta e piselli, solo che era troppo grassosa, già c'è stata la pancetta, l'olio, mettere anche la sugna, anche se a me non dispiaceva, però ci andiamo ad aggiungere questo e poi caliamo pure la pasta e i tubattielli, giustamente. Ed ecco qua, ma spezzata proprio così, a mano è messo dentro, ecco qua, e la scelta dei tubetti, eccola qua. Questa pasta ha una cottura di 12 minuti, io vado a mettere un timer di 9 minuti, così vado poi a provare. Ecco qua, ci siamo quasi, si sta asciugando. Andiamo a fare un assaggio, va? Anche di sale devo dire mi è andata bene, che poi sale quanto basta, ma quanto basta? Ci sono i calcoli, ma chi li fa? Chi li sa fare? Chi li ha mai fatti? Ma per la pasta è ancora presto, dobbiamo aspettare. Eccola qua, bella asciutta, e ora andiamo ad impiattare. Eccola qua. Che ne dite? Io faccio l'assaggio doveroso, dovuto, ma poi me lo mangio, cioè, infatti cena. Mamma mia. A me piace. Voi come la preparate? Fatemi sapere. E se vi è piaciuto, continuiamo a giocare insieme. E se vogliamo proprio cucinare insieme, contattatemi e fatemi sapere. Venga a mangiare a casa vostra. Vi dico che mangi, ma buon appetito. Siate clementi.